Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo oggi i nati del 30 gennaio e quali sono gli influssi che ricevono dagli astri questi nati. Prima però vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto e a iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto. Vediamo dunque le principali influenze che ricevono e come sempre appartenendo al mese di gennaio possiamo dire appunto che questi nati hanno il dominatore Saturno attraverso la costellazione Acquario quale governatore appunto del mese di nascita. In questo senso anche questi nati ricevono, come detto nei giorni precedenti, le caratteristiche tipiche della costellazione Acquario che in questo caso associate alla costellazione Leone quale stella capo, cioè quale prima costellazione attraversata dalla Luna in questa giornata, si colora appassionando questi nati soprattutto per quanto riguarda le materie artistiche. Dunque è possibile che le loro aspirazioni si rivolgano appunto a questo campo d'espressione. Dunque, a differenza di precedenti nati che comunque proprio per via dell'influsso di Saturno sono più per le tecnologie, per le avanguardie di questo tipo, tralasciando magari gli aspetti più connessi all'arte e anche ai valori dell'inconscio in un certo senso che possono essere attribuiti alla costellazione Acquario, la quale comunque rende i soggetti anche predisposti verso l'occulto, l'astrologia, la magia e l'esoterismo in generale, collegato alla costellazione Leone, cioè quale stella capo, in questo senso appunto stimola questi nati verso l'arte. Dunque questo connubio dell'elemento aria e fuoco si esprime per loro in particolar modo in questi termini. Ma attenzione, la costellazione che segue è una costellazione sempre di fuoco ed è la costellazione Ariete. Dunque qui l'impulsività potrebbe prendere il sopravvento su questi nati nel corso della loro vita, spingendoli ad essere incostanti nelle loro attività, ad avviare sempre con un massimo grado di entusiasmo qualcosa di nuovo per poi perdere gradatamente l'interesse e abbandonare appunto il progetto seguendo qualcosa di nuovo e di più eccitante. Purtroppo questo atteggiamento si riflette e si ripete anche in altri settori della loro vita, rendendo questi nati decisamente costanti un po' in tutto, a partire dagli studi per finire anche nelle relazioni sentimentali. Questo rischio che corrono questi nati può metterli in serie difficoltà economiche, anche e soprattutto proprio per disagi e difficoltà legate proprio al contesto familiare. Dunque è possibile che non solo la loro incostanza sentimentale li metta un po' in difficoltà, magari a causa di separazioni dove escono un po' vessati a livello economico per poter, come dire, pareggiare i conti delle loro malefatte, se vogliamo definirle così, ehm, oppure appunto che questi nati possano comunque avere questo genere di difficoltà a causa della famiglia del proprio coniuge. Dunque le costellazioni e gli astri in questo senso li invitano a massimizzare la loro responsabilità e insomma, mantenere un atteggiamento più serio, soprattutto più costante, che li ripagherà sicuramente ovunque. Per quanto riguarda la loro fortuna, è una fortuna discreta dal punto di vista finanziario, ma per il resto decisamente altalenante. Dunque l'unico diciamo, aspetto un po' più favorevole appunto è la loro capacità, se riusciranno appunto a portare a termine un progetto, ad appassionarsi seriamente a qualcosa e a portarlo avanti per la maggior parte del tempo della loro vita, dunque per tutti gli anni produttivi,
allora non avranno grosse problematiche finanziarie. Il loro problema appunto potrebbe essere questa incostanza. Dal punto di vista estetico e fisico hanno un fisico piuttosto resistente e le donne risultano attraenti, gli uomini simpatici. Quello che purtroppo, come ho detto, è un tratto piuttosto distintivo del loro carattere, è appunto questa incostanza e anche una tendenza a gettarsi nelle cose senza ragionare senza ragionarci troppo o adeguatamente, il che potrebbe appunto esporli a una serie di pericoli e di errori. Nonostante ciò, il loro aspetto è sempre molto distinto, signorile, al limite con l'arroganza in certe circostanze, può essere vanitoso anche e soprattutto le donne che sono consapevoli della loro bellezza e che comunque non disdegnano di curarsene comunque sempre e a lungo. Purtroppo per quanto riguarda gli studi sarà difficile, fermo restando che bisogna valutare comunque anche altri aspetti che sono indicatori comunque degli ambiti di realizzazione dei soggetti che appunto sono il giorno, l'ora di nascita e il luogo di nascita che stabiliscono appunto le influenze dei dominatori altri, oltre quelli appunto connessi alle costellazioni. Saranno comunque personaggi o persone decisamente impegnate a mantenere un certo tenore di vita e dunque la loro vita comunque sarà sicuramente impegnata anche in questa direzione. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui e vi rimando alla prossima condivisione, sempre domani, per vedere i nati del 31 gennaio e vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube. Vi ringrazio sempre del vostro sostegno e della vostra partecipazione. A presto dalla vostra Hildegarda.